Il decreto sostegno ci soddisfa a metà. Da un lato sono state accolte le considerazioni che avevamo fatto in passato, ovvero di abbandonare il principio dei codici Ateco a favore del calo di fatturato. Così il numero uno di Confartigianato Treviso, Sartor, accoglie positivamente i criteri adottati dal governo nel provvedimento appena licenziato. È stata data più percentuale alle imprese più piccole. Il problema è che la massa, perché si parla di 32 milioni, ma è un terzo che va alle imprese. La somma è sproporzionata rispetto al danno. Un primo passo, ma secondo Sartor non ancora sufficiente. Ci auguriamo che per coprire le chiusure attuali, cioè da gennaio a marzo, ci sia un ulteriore decreto, ma più veloce di quello di prima, perché è evidente che queste cose le consideriamo per l'anno 2020 e non per il 2021. Sulla proroga del blocco licenziamenti, il presidente di Confartigianato sottolinea: benvengano le tutele ai lavoratori, ma serve dare spazio alle imprese di riorganizzarsi. Abbiamo bisogno di coniugare domanda e offerta del mondo del lavoro e ricalibrare anche le qualifiche professionali, perché ci saranno professioni che sicuramente non avranno più spazio, ma ci saranno altre imprese che cresceranno. Fondamentale per il presidente ANCI Veneto Mario Conte che le tempistiche di erogazione dei ristori siano rapide. Chi è in difficoltà non può attendere che il governo stia lì a discutere, quindi mi fa piacere sapere che è già pronto un decreto ristori e che nei prossimi giorni cominceremo già a vedere gli effetti. Nel decreto sostegno un capitolo a sé è dedicato proprio ai comuni. I comuni, esattamente come i cittadini, devono essere ristorati di tutta una serie di servizi che in questo momento abbiamo di fatto anticipato.